Sensazione sicuramente di grande emozione per tutto quello che è stato, per tutto quello che è stato fatto e per la grande dimostrazione che questa comunità ha avuto nel saper resistere, difendersi e ripartire. Una forza unica. Ma guardi, la lezione più importante che credo sia quella del grande senso di comunità che si è realizzato in questa nostra regione, in questo nostro territorio. Io credo che l'insegnamento più grande sia veramente che le risorse umane che questo territorio sa mettere in campo siano incredibili. Sicuramente, come tutti noi, ricorderà quella giornata. Qual è il suo ricordo? Sicuramente di paura di fronte all'ignoto, perché allora non si sapeva che nemico avremmo dovuto combattere. Quindi devo dire mi sono sembrate veramente molto simboliche le 3 parole che il sindaco ha inserito nel memoriale, quindi resilienza, comunità e ripartenza, perché credo che la resilienza sia la cifra di quello che questa comunità e tutta Italia ha saputo dare nell'affrontare, nel non piegarsi, nell'affrontare un nemico davvero temibile, piegandosi ma comunque anche con una capacità di reagire. Comunità credo che sia importante perché è la solidarietà, lo spirito di fratellanza e di aiuto reciproco che sicuramente ha aiutato e continua ad aiutare, e ripartenza perché abbiamo bisogno davvero di poter riprendere una vita normale. Ecco, il Presidente ha detto che per riprendere però una vita normale dobbiamo avere vaccini. A che punto siamo? Riusciamo a mantenere quel programma? Noi abbiamo elaborato un programma che naturalmente dipende dall'arrivo dei vaccini. Ieri abbiamo avuto una lunga riunione con le regioni e oggi c'è un documento che abbiamo condiviso e che verrà presentato che chiede un'accelerazione sul piano vaccinale, quindi chiediamo di avere più vaccini e più rapidamente per poter immunizzare le più persone e il più rapidamente possibile. Assessore Foroni, qui tutto è iniziato e da quel giorno lei è stato sempre in prima linea. Sì, da quel giorno tutto è iniziato con un grande impatto anche da un punto di vista emotivo sul sottoscritto, perché io sono nato all'ospedale di Codogno, ho vissuto a Maleo dove ho fatto il sindaco 9 anni, qua a Codogno, e quindi l'impatto emotivo con la decisione di chiudere con la presenza dell'esercito ai confini da un giorno con l'altro, e sapere che avevo qui affetti, amici, e quindi un grandissimo impatto emotivo con la consapevolezza che era la scelta giusta, la scelta più opportuna. E il fatto che comunque quella zona rossa qua su questi territori alla fine ha funzionato, seppur con grandissima sofferenza anche per le tante persone che sono mancate, i tanti amici, conoscenti, persone anche del mondo del volontariato, di protezione civile, del mondo dei soccorritori, quindi uno tsunami che ci ha travolto. E ritengo che nulla sarà più come prima, dobbiamo raggiungere una normalità, ma che sarà una nuova normalità. A distanza di un anno, quale messaggio a questa comunità incommiabile, agli operatori, ai medici, ai volontari, tanti volontari della protezione civile che hanno reso un modello per tutta l'Italia? Questo è stato un modello che poi in realtà qui ha avuto la sua punta, ma è un modello che ha riguardato tutta la regione Lombardia, con una perfetta sinergia tra mondo sanitario, amministrazioni locali e il mondo del volontariato, dei soccorritori, del volontariato del sistema di protezione civile, ma anche di tutte le altre associazioni di volontariato. E questa perfetta sinergia direi che è una luce profonda nel tunnel del Covid, è un qualcosa che una base, una fondamenta per cui ripartire nel futuro.